Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha confermato che 70 volontari della Protezione Civile Veneta, insieme a 2 funzionari, sono attualmente impegnati nelle operazioni di soccorso. A loro si aggiungono 40 volontari dell'Associazione Nazionale Alpini, che stanno collaborando agli interventi della colonna nazionale dell'associazione nelle zone più colpite. Le squadre di soccorso venete stanno operando in diverse località, tra cui Bagnacavallo e Riolo, dove sono impegnate nello svuotamento e nella pulizia di edifici allagati, utilizzando attrezzature specializzate come pompe idrovore. Altre squadre si sono spostate verso Faenza, dove la situazione rimane particolarmente critica. Inoltre, il gruppo di 9 volontari del soccorso alpino del Veneto, che ieri ha effettuato operazioni di salvataggio in acqua, è rientrato in Veneto dopo aver completato con successo le loro missioni. Esprimo la mia solidarietà e quella di tutto il Veneto verso le popolazioni dell'Emilia-Romagna, ha dichiarato Zaia. Ringrazio tutti i volontari, uomini e donne, che stanno prestando soccorso ai nostri fratelli emiliani, assicurando che chi è in difficoltà può contare sul nostro supporto. Contestualmente, squadre della colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco e del Veneto e del Trentino Alto Adige sono state inviate per offrire ulteriore supporto nelle stesse aree colpite dall'esondazione dei fiumi. Nella notte scorsa 35 unità dei Vigili del Fuoco, insieme a 15 mezzi di configurazione e di contrasto a rischio acquatico, sono partiti dai comandi di Vicenza, Treviso, Venezia, Verona, Padova, Rovigo e Belluno, raggiungendo rapidamente le zone operative. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono già attive nelle aree di Faenza e Forlì, dove stanno contribuendo alle operazioni di soccorso in coordinamento con altre forze in campo. Grazie alla loro esperienza e alle attrezzature specialistiche, stanno fronteggiando le conseguenze delle alluvioni, offrendo supporto alla popolazione colpita e mettendo in sicurezza le aree a rischio. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce e gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.